Ciao a tutti, Ciao. ciao, noi siamo i Frammenti, io in particolare sono Antonio, quello che avete conosciuto come appunto cantante, frontman dei Frammenti e protagonista di questa edizione di X Factor, in alternativa al mio ruolo istituzionale di insegnante presso la scuola di F di Valdobbiadene e libraio presso la libreria Tra le righe di Conegliano. Finalmente possiamo presentarvi in diretta anche il nostro socio, il nostro con pluralis majestatis. Ciao, io sono Francesco, sono insieme a Antonio, siamo in Frammenti e faccio l'architetto. Da circa un anno vivo a Monaco di Baviera e tra una cosa e l'altra poi sono sceso da Monaco per fare questa esperienza di X Factor che oggi un po' vi racconteremo. Originario E... di però originario di San Damiano, sì. Sì, sì, siamo Zoppè, Zoppè, dunque siamo proprio nel territorio. E, Com'è stata questa esperienza? L'esperienza di X Factor è stata, diciamo, soprattutto inaspettata perché appunto non pensavamo di arrivare così lontani, seppur anche comunque il percorso sia stato breve, però per noi è comunque stato un grande passo verso comunque la musica, quello che facciamo da circa 10 anni insieme e è stata un'esperienza bella, soprattutto perché all'interno del panorama musicale avevamo incontrato giudici, artisti, lavoratori del mondo dello spettacolo e sì, è stata una bella esperienza anche incontrare quell'ambito televisivo che propone la musica, dunque bello da quel punto di vista. se E, posso, I se giudici. posso aggiungere, è stato bello perché non siamo stati snaturati, cioè avevamo paura di questa cosa qui, in realtà arrivavamo dalla provincia, cioè dal profondo Veneto, ci siamo presentati così e loro hanno subito apprezzato questo tipo di approccio. I giudici, devo dire la verità, li vedi sempre da distante e quando li vedi da vicino pensi che ti cada un mito, in quel caso lì veramente è rimasta integra la loro immagine. E la musica? Che musica avete portato? Noi alla fine, un'altra cosa interessante è che siamo arrivati lì con un po' di timore perché portiamo una musica alternativa, elettronica, non sempre facile da ascoltare in ogni situazione e quindi quando sentivamo gli altri concorrenti esibirsi dicevamo, boh, cosa ci facciamo qui adesso, ci sbatteranno fuori da un momento probabilmente all'altro. sì. E in realtà poi è stata proprio questa anche la nostra forza, poter portare un punto di vista diverso rispetto a quello che c'era sempre stato a X Factor, no? Che era il pop televisivo. E ce l'ha detto anche Manuel, e questa cosa è La prima stata audition, sì. importante, cioè ci ha detto proprio è un punto di vista che qui dentro non c'è mai stato, potrebbe essere interessante. Infatti E ora cosa farete? bah, adesso è da un po' che abbiamo un album in cantiere e probabilmente lo pubblicheremo con... È pronto, Sì, è pronto, ma come... però capire quando e come. Ma quando e come, dai, se rimanete collegati con tutti i nostri account social lo scoprirete, probabilmente si aspetterà con il nuovo anno. Prima abbiamo qualche concerto in vista, ma anche quello non possiamo proprio svelarlo subito. Sarà il 21 dicembre probabilmente il primo. E sarà in una situazione alternativa come quella che abbiamo portato sul palco di X Factor. Esatto. No? Chi volete ringraziare? Poi un saluto finale per i lettori di Così News. Beh, in questa sede mi sento di ringraziare vivamente Andrea che è dietro la camera perché è stato l'unico ente del territorio insieme a QDP È News che vero, ci ha è sostenuto vero. fin da Fin subito, dall'inizio, devo sì. dire la verità, senza nulla togliere al resto, insomma. Amorose, mamme, Sì, papà. no, in realtà quelle sono tutte persone da ringraziare, ma per aver sempre posto un grande interrogativo sulla nostra carriera musicale. Nel senso, Nel vabbè, senso quella è che una cosa, però poi dovreste andare a lavorare, no? E in in realtà realtà adesso forse noi abbiamo capito anche stando lì che sarebbe un lavoro che potrebbe fare a caso nostro. Ai lettori di QDP News un saluto. Beh, ai lettori di QDP News un saluto perché non sono solo lettori, ma ci hanno anche supportato. Abbiamo visto su mm, Instagram tanto, tanto affetto e quindi grazie. grazie mille. Continuate così perché non è finita, questo è solo l'inizio.